Siamo con Adriano Pierantoni, allenatore della selezione dell'Abruzzo, appena uscita vincitrice 2-1 in rimonta dalla sfida contro il Lazio, che ha deciso in pratica la vincitrice del girone A. Che partita è stata quella contro i laziali? Il primo set è stato molto nervoso, eravamo intimoriti dal loro muro, dalle loro altezze. Poi siamo riusciti ad essere bravi a non regalare punti facili, infatti siamo partiti dal primo set dando 4 punti con 3 errori in attacco e un errore in battuta. Togliendo questo loro hanno cominciato a fare più fatica nel cambio palla e quindi siamo riusciti a fare il break per portarci avanti ogni set. Quindi questa avventura prosegue nel migliore dei modi in questo posto, in questo spazio che è Abano e Montegrotto. Sì, senz'altro è un posto bellissimo, ben organizzato, ci troviamo molto bene, speriamo a domani di fare qualcosa di grandioso. In bocca al lupo allora a Pierantoni e ai ragazzi Grazie dell'Abruzzo. a voi. Ciao, grazie mille.